Aiutiamoli a tornare, un titolo significativo che racchiude l'obiettivo degli incontri che CONI Veneto e Scuola Regionale dello Sport stanno organizzando in ogni provincia, il 6 maggio a Treviso, per aiutare bambini e ragazzi a tornare a praticare un'attività sportiva, sport dal quale si sono inevitabilmente allontanati a causa del lockdown, senza però mai farvi ritorno nemmeno quando le società hanno riaperto impianti e palestre. I dati delle defezioni cambiano da disciplina a disciplina, ma mediamente dopo il lockdown la percentuale era intorno al 30%, poi grazie anche allo slancio delle Olimpiadi e dell'azione fatta da associazioni e federazioni ci si è attestati intorno ad un 15% di abbandoni. Al tavolo ci saranno tutti gli attori coinvolti, comprese le famiglie, impegnate nel superare quelle barriere anche psicologiche che tengono i più giovani lontani dallo sport. Quei ragazzini che avevano 10 anni nel 2020 e che si son praticamente bloccati, hanno un anno di ritardo nella loro maturazione anche sportiva. E qui, diremo la bravura anche dei tecnici, degli allenatori riesce a sopperire e a cercare di aiutarli un po' di più. Il 23 aprile invece all'Auditorium del Sant'Artemio di Treviso un convegno a livello nazionale dal titolo Lo sport che verrà, quale sport in pandemia e post pandemia, evento unico nel suo genere che si rivolge alle società sportive per aiutarle a riorganizzarsi. Come dovranno essere nel futuro, come si dovranno attrezzare, magari anche integrando la loro attività, della serie magari non soffermandosi solo sull'aspetto del campionato o ma anche offrendo qualche altra cosa. Società sportive che intanto devono fare i conti con gli aumenti di luce e gas e così se qualche piscina riduce l'attività chiudendo alcuni giorni la settimana, ci sono società di calcio che hanno tagliato allenamenti per risparmiare sull'illuminazione dei campi.